le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Un inizio assolutamente fuori dal normale, perché sappiamo tutti cosa è successo e anche noi di Penalty ci siamo voluti insomma, impegnare nel ricordare purtroppo i tragici avvenimenti che sono successi venerdì a Parigi. La nostra è una trasmissione sportiva e come tale subito andiamo a presentare i nostri ospiti che faranno parte di questa puntata numero 8 di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta su Video Mediterraneo ogni domenica sera a partire dalle 19, siamo anche in diretta sul canale 823 di Sky, in replica naturalmente anche dopo la mezzanotte ed in replica domani mattina a partire dalle ore 7, sempre appunto sui due canali che vi ho detto poc'anzi di Video Mediterraneo. Abbiamo subito anticipato che ci sono degli ospiti importanti, almeno in questa prima parte della nostra trasmissione, li andiamo subito a presentare, però prima mi sembra giusto e doveroso salutare intanto in postazione il nostro Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Ciao Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Benissimo, e poi subito la nostra penaltina Jenny Diara, che naturalmente è sempre più abbagliante nel suo splendore. Buonasera Ettore, buonasera amici di Penalty. Buonasera, allora ho detto poc'anzi che abbiamo un parterre importante, andiamo subito a salutare un amico anche di Penalty, Luca Filicetti, quest'anno con il Palazzolo, campionato di eccellenza Girone B. Ciao Luca. Sei molto felice oggi perché insomma hai portato a casa 3 punti importanti. Abbiamo invece un giocatore che insomma felice a metà, nel senso che è andata male al suo Scordia, ma lui non ha giocato perché era squalificato. Parliamo di Fabio D'Agosta, città di Scordia, buonasera. Campionato CND. Ciao Fabio. Buonasera a voi. E poi colui che hai battuto oggi, il mister della città di Rosolini, ovvero Orazio Trombatore. Ciao Orazio, ben trovato. Buonasera. Lui è contento, tu sei poco meno contento? Un po' amareggiato però. Però la stagione comunque in questo momento non è brutta, eh? No. Non credo che sia negativa. Va bene. Ne parleremo. Okay. Benissimo. Ok, io volevo un attimo riallacciarmi alla nostra sigletta di apertura dedicata appunto ai fatti di Parigi e voglio sentire un tuo parere, Carmelo. Ma chiaramente siamo tutti sconvolti, tutta l'umanità è sconvolta, anche il mondo dello sport. Ma infatti perché soprattutto uno degli attentati si è svolto proprio allo Stade de France, quando si giocava uno dei classici del calcio, Francia-Germania. Chiaramente è uno shock per tutta l'umanità e in queste ore le riflessioni non sono mai abbastanza. Ettore, però io, tornando a parlare di calcio, sì, certo. volevo confessarti un po' la mia emozione per lo straordinario parterre. Sì. Ettore, forse ancora non lo abbiamo specificato bene, qua abbiamo 3 generazioni di calciatori, non dai piedi buoni, di più, forse il meglio che il sud-est calcistico in Sicilia ha espresso. 3 calciatori, Orazio Trombatore già da qualche anno allena, ma chi se lo ricorda da calciatore ricorda le magie di cui era capace, quindi confesso che sono un po' emozionato perché in tanti anni di Penalty forse raramente abbiamo avuto un parterre di ospiti tutti insieme in una volta così importante. È vero. Allora, dato che saranno tante le discussioni che apriranno i nostri ospiti, subito i risultati e così poi li commentiamo appunto con il nostro parterre di grande qualità di questa sera. Allora, campionato di Serie D, i risultati della 14ª giornata, subito a te la parola, Jenny. Aversa Normanna, Vibonese 1-0. Cavese, Vigor Lamezia 3-0.
Due Torri, Frattese 1-0. Gelbison, Gragnano 1-1. Leonfortese, Rende 0-0. Noto, Città di Scordia 3-0. Reggio Calabria, Palmese 4-3. Roccella, Marsala 0-2. Sarnese, Siracusa 1-0. Ha riposato l'Acropoli. Per la contemporanea sconfitta sia della Frattese che del Siracusa, la Cavese ritorna in vetta in classifica con 26 punti. Guardiamo nel dettaglio insieme a Jenny. Cavese 26, Frattese 25, Siracusa 24, Sarnese Due Torri 22, Vibonese 21, Reggio Calabria 20, Aversa Normanna, Gragnano, Leonfortese 19, Marsala, Palmese 18, Rende, Noto, Agropoli 16, Roccella 15, Città di Scordia 10, Gelbison 9, Vigor Lamezia 4. Adesso il tabellino del prossimo turno, si giocherà naturalmente domenica prossima, domenica 22 novembre, questi gli incontri: Agropoli Reggio Calabria, Città di Scordia Gelbison, Frattese Aversa Normanna, Gragnano Due Torri, Marsala Leonfortese, Palmese Noto, Rende Cavese, Siracusa Roccella, Vibonese Sarnese ed infine riposerà la Vigo Lamezia. Allora, qui abbiamo un componente di una squadra che ultimamente insomma sta un po' soffrendo, il Città di Scordia. Facciamo un quadro completo e poi sentiamo anche il suo parere su questo andamento inizialmente interessante dello Scordia. Adesso da qualche settimana qualche sconfitta di troppo potrebbe pregiudicare anche un cammino più sereno in questo campionato. Carmelo. Ma è chiaro che, poi ne parleremo meglio anche con Fabio D'Agosta, la differenza, la sconfitta è netta, il risultato è di Noto, il Noto ha vinto per 3-0 sullo Scordia, brava la formazione di Cacciola a sbloccare subito il risultato con Manfrè, poi ha gestito bene la gara, c'è da dire lo Scordia ha avuto anche qualche buona occasione per pareggiare, non ne ha approfittato e nel finale una doppietta di Fecarotta chiude la contesa, ma oggi va sottolineata in Serie D, Ettore, anche la straordinaria impresa del Due Torri di Antonio Venuto che ha firmato l'ormai ex capolista frattese, gara ordinatissima, ha concesso pochissimo e ha colpito a 4 minuti dalla fine con questo Pitarresi, che è uno dei tanti giovani interessanti, uno dei tanti ragazzi interessanti di questa squadra che ogni anno sa reinventarsi, magari sfruttando il proprio radicamento sul territorio della provincia messinese, qualche ragazzo lo pesca da settori giovanili importanti e ogni anno il Due Torri riesce a essere competitivo. Oggi va sottolineata anche la bella impresa del Marsala che espugna il campo di Roccella Ionica con la doppietta di questo Gallone, e per la squadra di Rosario Pergolizzi la crisi sembra alle spalle. Uscendo un po' dai confini della nostra isola, Ettore, bisogna sottolineare la costante risalita del Reggio Calabria, o Regina che dir si voglia. Noi siamo legati la Regina perché noi siamo legati alla tradizione e la chiamiamo Regina, è già salita a 20 punti e con questa alternanza di squadre in vetta, con questo fatto che nessuno riesce a prendere veramente il comando, tra l'altro oggi sconfitto anche il Siracusa sul campo della Sarnese, il Reggio Calabria ha soli 6 punti dalla vetta. Con una partita in meno. Con una partita in meno appunto, e con il mercato di dicembre ormai alle porte, quindi occhio al Reggio Calabria Regina. Allora, subito una domanda veloce ai nostri ospiti, lo facciamo subito intanto con l'ospite dello Scordia. Come è andata oggi la partita? Hai sofferto in tribuna? C'è qualche cosa che zoppica in questa squadra? Tu che ne pensi, Fabio? Sì, diciamo che un paio di partite così che prendiamo gol subito dall'inizio e questo ci, diciamo, pregiudica un po' la gara, anche perché poi il Noto è una squadra come noi che si deve salvare, quindi diciamo che poi la partita gli viene molto più facile. Abbiamo avuto le nostre occasioni, certo c'è da dire però che è stato condizionato anche un po', e non è giusto neanche dirlo, però dall'arbitro? Sì, tre espulsioni, un rigore, qualche diciamo, sbaglio di troppo? Un paio di partite che ci capita così purtroppo. Senza nulla togliere comunque al Noto, perché insomma no, ci mancherebbe. Però avrà fatto una partita mi è sembrato intensa. da quel poco che ho letto sul web, Fabio, che il risultato è un po' ingiusto. La vittoria del Noto ci può stare, il 3-0 forse è eccessivamente pesante per quello che avete fatto vedere oggi in campo. Sì, anche perché poi termini la gara in
8 uomini, dico, non è poi così facile, che poi Effettivamente. poi c'è stato il rigore, un po' ci ha tagliato le gambe, quindi poi il 3-0. Ottimismo in ovviamente. squadra? Sì, In sì, società? ottimismo, sì, sì. Certo, anche- la classifica un po' soffre in questo periodo. Certo, pensare che nelle prime partite eravamo primi in classifica, oddio, non dovevamo tenere questo passo, ci Indubbiamente, mancherebbe, però indubbiamente. fare un campionato in base alle qualità che ci sono in squadra, un campionato tranquillo adesso giustamente... È importante che insomma, comunque regni tranquillità, no Carmelo? Perché se non c'è quella tranquillità si rischia poi magari sbagliare qualche risultato Lo Scordia importante. non è stato costruito per le prime posizioni, E questo ma lo sanno tutti. Sanno tutti. ha i mezzi secondo me per risollevarsi. salvarsi, per risollevarsi. Molto dipenderà anche dal mercato di dicembre e da come gli altri rimarranno, riusciranno ad allestire gli organici, a completarli o a smobilitare. E su Quindi questo molto chiaramente non dipenderà, sapremo molto come dipenderà si muoverà esatto lo Scordia, la lo sappiamo. Vigor Lamezia, Eh. che cosa farà, se il Gelbison interverrà sul mercato, il Roccella come si porrà, quindi anche nella parte bassa Il della Due Torri, classifica. no? Che sorprende. E il Due Torri è destinato secondo me a rimanere nella parte sinistra della classifica, Anche io sono di però questa ci, idea. sono, però ci sono tutta una serie di squadre che col punto interrogativo, e da questo secondo me Certo. dipende anche il Sentiamo un destino attimo dello Scordia. Luca Filicetti, insomma, che conosce la categoria così come conosce bene quella dell'eccellenza. Luca, certo questa sconfitta del Siracusa un po' inaspettata, no? Era il momento giusto probabilmente per rimanere ancora più squadra da inseguire anziché da inseguitrice. Sicuramente ha fatto 3 partite fuori casa dove ha perso dei punti importanti per poter prendere la vetta, però credo che ha un organico per la categoria forte. Alla lunga credo che riuscirà a prendere quella Anche se la posizione e Cavese, insomma, sì, si è ripresa dopo la credo molto sconfitta. equilibrato e entusiasmante, quindi fino alla Molto. fine credo si lotterà. Molto, molto. E secondo te cosa ci dirà l'allenatore della città di Rosolini? Che ne pensi? Ma ne parleremo dopo magari della partita di oggi. Io invece a Ettore, se sei No, mi d'accordo- riferivo al campionato CND. Secondo lui, secondo te, come andrà a finire questo campionato? io Perché penso effettivamente che- è molto incerto nella zona alta. Sì, ma entrerà in gioco sicuramente la regina. Ah, quindi confermi Sì, quello sì, che sì, diceva sì, Carmelo, sì, questa leggendo regina e sentendo dove- dormiente E fino invece adesso. dicembre- io sia con Orazio Trombatore che con Luca Filicetti volevo invece fare una riflessione. In Serie D quest'anno è molto più importante, sta tornando il fattore campo. La Cavese viene a perdere a Leonforte, cioè è vero che storicamente noi soffriamo quando andiamo a giocare in Campania, ma anche le campane in È Sicilia vero, stanno è vero. soffrendo molto. Come giudicate questo ritorno del fattore campo? Ma Orazio. il fattore campo in queste giornate, in questo campionato, cioè, si sta vedendo che le squadre che magari fuori casa, come parlava prima Gianluca, il Siracusa andando fuori in casa sembra Imbattibile. che devasta tutto. Fuori Rullo casa, compressore, quasi. fuori casa invece c'è sempre qualche problema, forse l'agonismo magari in fuori casa magari dovrebbero un pochettino uscire un pochettino agli altri. Però quando si va a Soprattutto giocare in Campania i sembra molto giocatori, sì, difficile. ma i giocatori di una certa categoria dovrebbero far valere ancora di più la propria Questo è personalità. anche vero. Luca, tu che ne pensi No, ma credo che del il discorso fattore... fuori casa, solo che chi gioca in casa è più entusiasmo portato dal pubblico, quindi magari puoi mettere in difficoltà anche quando dall'altra parte hai maggiore qualità. Però dice come bene dice il Orazio, se hai no? qualità, Cioè, alla lunga se hai dei deve uscire, giocatori, quindi. chiaro, è vero. Però non lo so, quest'anno, specie quando le campane vengono dalle nostre parti, quest'anno rispetto al passato, al recente passato, stanno soffrendo molto, vero, molto di è più. vero, è Questo è vero. la mia, il risultato di Piraino di oggi lo conferma, ma la sconfitta, ripeto, della Cavese la settimana scorsa a Leonforte. Noi storicamente soffriamo quando Beh. andiamo in Campania, ma quest'anno Ma questa c'è volta anche è il al contrario. contrario. Quest'anno c'è anche il contrario. Sentiamola anche l'opinione di Fabio D'Agosta. Questo fattore esterno continua a rimanere comunque sempre un po' difficile, soprattutto per le siciliane. Beh certo, questo sì, però diciamo noi tipo abbiamo fatto ora adesso due trasferte in Campania, abbiamo raccolto diciamo 2 pareggi, però abbiamo giocato bene, quindi è normale questo. Anche perché le squadre campane insomma sono molto molto toste in casa, Sì, sì, sì. anche ambienti Sì, sì, un che ambiente- possono sembrare facili soprattutto ma non lo adesso- sono. Soprattutto ora il ritorno che sarà un altro tipo È di vero, campionato. è vero. Bene, abbiamo chiuso dunque la parentesi dedicata al campionato CND, ci dobbiamo fermare, abbiamo il primo stacco pubblicitario e tra poco parleremo anche dei 2 gironi di eccellenza. Jenny. Ricordiamo il numero di telefono per i selfie, Certo. 336 92 07 27, noi aspettiamo qualche foto, dopo vedremo quelle che abbiamo fino ad ora, no? Allora torniamo tra pochissimo, pubblicità.
Fate un buon viaggio. Venite da Atom Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Atom Viaggi a Gravina di Catania, in via Gramsci 88. Organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Atom Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio. Atom Viaggi, info 095 21 1440. Rieccoci ancora con penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, dal campionato CND sino al campionato di prima categoria, e da quest'anno, come tutti ben sanno, c'è lo spazio anche dedicato al futsal, il calcio al 5, che sta veramente riscuotendo grandissimo successo. Adesso parliamo del campionato di eccellenza con i due gironi, subito la parola alla nostra splendida Jenny? Non so perché mi è venuta la parola Jessica. Vabbè, uguale. Ma non potresti cambiare nome? No, va bene Jenny, no. perfetto. Jessica non mi piace tanto. Infatti, allora cara Jenny, risultati del campionato di eccellenza, il girone A. Allora, Alba Alcamo, Folgore Selinunte 2-1. Camarat Cus Palermo 3-2. Libertas 2010, Gela Calcio 2-2. Mazzara Atletico Campofranco 2-0. Mussomeli Pro Favara 1-0. Paceco Dattilo Noir 0-0. Parmonval Castelbuono 1-0. San Cataldese Raffadali 1-0. Importante vittoria della San Cataldese, e nel frattempo il Dattilo, pareggiando seppur fuori casa, continua a rimanere in vetta in classifica, però appunto la San Cataldese ha accorciato le distanze, adesso è a solo un punto. Guardiamo la classifica insieme. Dattilo Noir 22. San Cataldese 21. Folgore Selinunte 19. Mazzara 19. Gela 17, Castelbuono Paceco 16, Mussomeli 15, Parmonval 14, Alba Alcamo 13, Camarat 12, Atletico Campofranco Cus Palermo 11, Raffadali 10, Libertas 2010 5, Pro Favara 1. E adesso il prossimo turno si giocherà naturalmente domenica prossima, domenica 22 novembre, sarà la 11ª giornata. Questi gli incontri: Alba Alcamo Libertas 2010, Atletico Campofranco Gela Calcio, Cus Palermo Paceco, Dattilo Noir Parmonval, Folgore Selinunte San Cataldese, Castelbuono Mussomeli, Pro Favara Mazzara ed infine Raffadali Camarat. Allora, in vetta succede poco, nel senso che c'è il pareggio fuori casa della Dattilo, però nel frattempo la San Cataldese, con questa importante vittoria, seppur striminzita, accorcia le distanze con la squadra di Formisano. Questa 10ª giornata, oltre che, come hai detto bene tu Ettore, oltre ad accorciare la classifica, segna il ritorno delle grandi, di cui avevamo parlato nelle settimane scorse. Infatti il Dattilo non va oltre lo 0-0 sul campo del Paceco, la San Cataldese vince ma soffre contro il modesto Raffadali, e le grandi piano piano alzano la testa. Il Mazzara vince 2-0 sul Campofranco, l'Alcamo riesce a vincere una vittoria pesantissima nel derby con la Folgore Selinunte, e anche il Gela ottiene un pareggio preziosissimo a Racalmuto sul campo della Libertas, soffrendo non poco. Quindi oggi le grandi hanno dato una prova di forza. Un giro di commento insieme ai nostri ospiti, magari lasciamo un attimo la classifica, se cortesemente la regia la può rimandare in onda, perché insieme a Luca volevo fare un po' un esame su questo girone A di eccellenza, perché c'è questo Dattilo a sorpresa nella zona alta, però questa San Cataldese fa paura, ho l'impressione, un po' a tutti. Credo che sarà la San Cataldese
alla lunga tenere testa al Dattilo, anche se non mi dispiace più tanto perché il Dattilo allenatore è un carissimo amico Sì. mio, un ex grandissimo Formisano, giocatore, sì, quindi sì. insomma non è un caso secondo me che si trova là perché è uno che lavora bene. È vero, è vero. Mentre invece con D'Agosta, questo Gela che è ancora un po' zoppica, certo oggi ha pareggiato, però continua ancora a mancargli quest'ultima zampata per agganciare con più determinazione la zona alta della classifica. Come lo vedi? Vabbè, credo che il Gela poi i valori emergeranno, anche perché hanno ripreso Brucculeri, che è un allenatore Sì, veramente sì. preparato, quindi pagano per ora i punti persi forse nelle prime partite. E quelli poi potrebbero diventare anche importanti, no, nel punto Sì. finale. Orazio, invece a te faccio una domanda un po' più impegnativa, no? Perché c'è la zona bassa della classifica che vede questo Profavara letteralmente sprofondato all'ultimo posto e poi soprattutto questa Libertas 2010 che insomma nelle zone basse della classifica è riuscita comunque a tenere testa allo stesso Gela. Che ne pensi? Penso che la Libertas 2010... Ecco, se riguardiamo la classifica cortesemente così possiamo Pare avere che un quadro più completo. fino alla fine della partita stava quasi per vincere, perché il Gela ha pareggiato proprio alla fine. Sì. Vabbè, lì voglio dire, il campionato se lo giocheranno lì sotto, il Camarat uscirà fuori, perché il Camarat a mio avviso è una squadra minimo di centroclassifica. Sulle altre non le conosco, Certo che quest'anno bene. questo girone A, così come quello di girone B, è veramente incertissimo, Tutto Si può lotta. succedere, come anche nel nostro girone. Beh, quello sì, adesso poi lo evidenzieremo. Però devo dire che veramente ci sorprendono questi due gironi del campionato di eccellenza, Carmelo, perché veramente quest'anno finalmente si gioca a pallone, ci sono dei grandi equilibri. Questa 10ª giornata dimostra un po' come diceva prima Fabio D'Agosta che i valori stanno uscendo, anche la stessa partita del Gela. Il Gela soffre, il Gela di 2 o 3 settimane fa a Racalmuto avrebbe perso, oggi invece con carattere e determinazione la formazione di Brucculeri è riuscita a recuperare il risultato. La stessa vittoria del Mazzara, dell'Alcamo che sicuramente merita, riuscirà a risalire la china e non è degno dell'attuale classifica. I valori usciranno nel girone A di E eccellenza. ci piace questa cosa perché ci teniamo sempre insomma sul chi va là, no? Perché ogni domenica può succedere di tutto. Assolutamente. Perfetto. Allora a questo punto parliamo del girone B del campionato di eccellenza, lo facciamo intanto con la nostra Jenny e non Jessica, con i risultati e poi insieme ai nostri ospiti avremo il quadro e il commento tecnico. A Cireale Milazzo. Non ho il risultato. È iniziata alle 17:30 iniziata alle e la 17. partita è Aspettiamo ancora i in corso. risultati, sperando prima che finiamo. Giusto? Catania San Pio X, Rocca di Caprileone 0-2. Città di Rosolini, Palazzolo 2-3. Forza Calcio Messina, Troina 0-1. Igea Virtus, Giarre. La partita è stata rinviata 25, giusto? in data 25. Orlandina, Atletico Catania 2-0. Sicula Leonzio, Sporting Via Grande 1-0. Sporting Taormina Modica 4-3. Allora in classifica abbiamo questo Troina in testa con 21 punti che giustamente vincendo a Messina va in vetta in classifica, anche perché ci sono parecchie squadre che attualmente insomma, hanno qualche partita da recuperare. E poi abbiamo l'Igea Virtus, appunto la Sicula Leonzio e il Rocca di Caprileone con 20 punti. Carmelo. Sì, sicuramente anche questa è una giornata molto interessante, a partire dal derby aretuseo di cui abbiamo due protagonisti qua con questa vittoria del Palazzolo a cui la cura Pippo Strano fa bene. Invece le cure dei nuovi allenatori non stanno servendo le due catanesi. Carlo Breve ancora non è riuscito a trovare il bandolo nella matassa nella San Pio X, sconfitta al buon aiuto somma di Mascalucia per 2-0 da Rocca di Caprileone, a cui invece il nuovo allenatore Santino Bellimbì è riuscito a dare un'impronta, autorete di Musumeci e gol di Biondo, mentre invece l'impatto emotivo è stata una settimana particolare, il ritorno di Pietro Infantino all'Atletico Catania, la foto insomma con Franco Proto. Attenzione perché il ritorno di Infantino un po' che ancora non ha firmato, però insomma ha già comunque c'è già stata un'ufficialità, io credo che poi la firma sarà solamente una questione formale. Però mi sembra strano come un allenatore insomma entri a far parte della società e poi dopo comunque non vada in campo, sta in tribuna. Probabilmente ci sarà stato, anzi sicuramente un patto fra gentiluomini con il presidente Proto. Infantino è un allenatore che ha sempre allenato
campionato bene. fra Lega Pro Certo, e Serie certo. D dovesse arrivare una chiamata importante da qui a dicembre, io credo. Ecco, forse perché ancora ufficialmente non è Probabilmente sarà questa anche la se ragione. l'Atletico, insomma, ci aspettiamo una Anche campagna acquisti, anche lì la cura però non è servita, oggi insomma sconfitta a Capodorlando, un'Orlandina che dopo il successo di Modica risale la china. Nel frattempo però la vetrina la merita il Troina di Beppe Pagana che espugna non senza sudare il Celeste di Messina e batte il Forza Calcio Messina in attesa di capire, di sapere cosa farà l'Igea Virtus di Giuseppe Raffaele contro il Giare. La partita è stata rinviata per motivi di ordine pubblico. Sì. Il prefetto di Messina, in realtà anche una logica per ragioni di sicurezza, il prefetto di Messina ha preso questa decisione per evitare l'accavallamento con Messina-Catania. È vero che la trasferta era vietata, però insomma considerate anche che le nostre strutture viarie in questo momento sono deficitarie, considerate tutte le difficoltà, si è preferito mettersi al sicuro. Questa partita si recupererà a giorno 25. Si recupererà a giorno 25. Perfetto. E intanto però il Troina si gode la vetta. Allora, il Troina si gode la vetta. Luca, Palazzolo in crescita da quando è arrivata la cura Strano, esperienza a vendere, questo sicuramente lo potrei anche confermare. Questo Palazzolo ho l'impressione, che almeno penso che me lo confermerà, credo che sia la mina vagante di questo girone B del campionato di eccellenza. No, ma noi stiamo lavorando bene giorno dopo giorno, stiamo assimilando velocemente la bravura della squadra che in poco tempo ha assimilato tanto il pensiero calcistico del mister e anche a livello caratteriale lo trasmette bene, quindi insomma stiamo crescendo giorno dopo giorno, non guardiamo tanto in alto, pensiamo più che altro domenica dopo domenica a cercare di vincere il più possibile e poi si tireranno le somme, però è un campionato credo equilibrato e stimolante perché puoi davvero vincere con chiunque e perdere allo stesso tempo con chiunque. In dirigenza sono contenti di questo percorso, questo cambio credo di, sì, risultati in corsi? contano, Certo. abbiamo fatto noi in 6 partite, 16 punti, quindi non è poco, quindi sì, la contentezza. Vi piacerebbe entrare nel gruppone incerto l'ambizione- della vetta? L'ambizione della squadra. Questi risultati, Luca, dimostrano che si può fare, è vero. una Sì, grossa ma noi rimonta del Palazzolo siamo oggi molto- non è... una squadra molto umile che lavora da squadra, ma sappiamo anche, abbiamo la consapevolezza che qualcosa in squadra c'è di buono come qualità, quindi nel senso affrontiamo chiunque allo stesso modo, non abbiamo paura di nessuno. Fiduciosi, insomma. Sì, sì. Mentre invece forse qualcosa è andato storto oggi in casa con il Rosolini. Che è successo, mister? Ma sì, vado ad analizzare sempre le partite come tante altre che abbiamo visto ultimamente, col Taormina, con la Cireale, che a fine partita ti mangi le mani perché prendi i complimenti. Purtroppo con i Noi complimenti... settimana quando ci siamo sentiti tu giustamente hai detto abbiamo perso qualche punto strada facendo, abbiamo ricevuto tanti complimenti, però è anche vero che i punti sono importantissimi. A questo punto i complimenti non... Intanto dalla redazione Sì. abbiamo l'aggiornamento della gara del Tupparello, la Sì. Cireale vince 2-0 sul Milazzo, credo non mancano una manciata di minuti alla fine. Benissimo, questa è una notizia Manca una importantissima. No, sono amareggiato perché comunque oggi abbiamo fatto, a mio avviso, una buona gara. Purtroppo abbiamo preso il gol dopo 50 secondi. Quello taglia le gambe a tutti. Quindi vedo che ogni partita, magari quando si prende quel gol lo perdiamo o per una disattenzione o per mancanza di esperienza. Intanto però Orazio ogni anno vi riesce il miracolo, io ricordo bene o male ogni estate, voi siete in eccellenza da 3 anni se non vado Questo è il errato, quarto, sì. questo è il 4º anno e ogni estate tra gli addetti ai lavori, quelli che seguono il calcio dilettantistico a vario titolo, vabbè quest'anno il Rosolini è spacciato, ogni anno si dice che Rosolini quest'anno, e invece ogni anno riuscite a reinventarvi, a lanciare ragazzi nuovi, ogni anno riuscite sempre a reinventarvi, a tirare fuori energie che magari nessuno pensava che voi aveste. Beh, perfetto, nessuno ci crede, ma noi ci crediamo, noi facciamo un lavoro, lavoriamo tanto sui giovani. È una squadra giovane, infatti già sì. dall'anno scorso mi ricordo. Quest'anno abbiamo, considerando 2 persone che sono con l'8 davanti come anno, tutti gli altri sono col 9 davanti, quindi anche quelli grandi sono 92, 93, i 96, 97 ormai io li considero grandi perché già hanno fatto 2-3 anni con me, quindi sul mercato a dicembre qualche grande arriverà, perché probabilmente voi quest'anno avete lasciato dei punti per strada, la partita di oggi lo dimostra proprio perché vi manca anche quel pizzico di esperienza, quel pizzico di cattiveria, quindi a dicembre pensi che si possa intervenire per dare anche... Ma guarda, su questo in questo momento io penso, già la mia testa è rivolta a domenica prossima a Lentini, perché abbiamo necessità di andare a fare punti, perché ripeto, oggi
a mio avviso, poi io sono a modo di vedere, non meritavamo assolutamente Certo che la partita di domenica prossima è un po' difficilotta. Perché... Ma ripeto, non ci sono squadre in questo campionato, è un campionato dove ce la possiamo giocare, e ho molta fiducia nei ragazzi, perché ripeto, sono anche fortunato nell'avere ragazzi che riescono ad assorbire tutto quello che dico, tutto quello che facciamo in allenamento. Ripeto, poi sono i risultati, spero solo che queste sconfitte non possono soltanto, devono soltanto dare più forza ancora. Chiaro. Anche perché, ripeto, le persone fanno i complimenti, ci vediamo i complimenti, ma ora ci vogliono i punti. Mi servono i punti. Allora, proprio ritornando a questa classifica, questo Troina in vetta, come ha detto Carmelo, non tanto sorprendentemente, perché le qualità della squadra di Pagana le conosciamo tutte, però c'è questo Rocca di Caprileone che è ritornato, insomma, con l'avvento di Bellinvia, a essere sicuramente... Non dico la squadra sorpresa, perché secondo me già dall'anno scorso aveva già le basi per fare un ottimo campionato. È una signora squadra. Però ci sorprende, no? Ma all'inizio del campionato penso che Rocca era data tra le favorite. Sì, però poi sai, giocando... Sì, magari giocando, però penso che se la giocheranno lì 3-4 squadre, con Ligia Virtus e soprattutto la Leonzio, saranno 3-4 squadre a giocarsi... A te Orazio, qual è la squadra che ti ha più impressionato fino a questo momento? Di quelle che ho incontrato... non voglio essere presuntuoso, ma ce la siamo giocati con tutti, perché abbiamo giocato a Troina, abbiamo giocato a Rocca, abbiamo giocato col Palazzolo, abbiamo giocato con la Cireale abbiamo messo sotto. Qualitativamente secondo me la Leonzio è quella che ha qualcosa in più rispetto alle altre. Anche se oggi devo dire che la squadra di Catania ha anche un po' sofferto, c'è avuto l'abilità e la bravura, perché ha le qualità per farlo, di trovare il gol subito con Frittita dopo 3 minuti, però poi il Viagrande si è organizzato è storico, ed è stata una partita sofferta. È sempre molto difficile, soprattutto fuori casa incontrarlo è sempre molto difficile. Allora passiamo alla parte finale, perché così congediamo i due che hanno giocato nel pomeriggio, Palazzolo e Città di Rosolini. E iniziamo subito con Luca. Io poi a Luca volevo chiedere un'ultima cosa, Ettore, se poi... veloce. Un giallo estivo, quest'estate Luca sei stato dato già ufficialmente al GIAR, già era ufficiale il tuo tesseramento, tra l'altro una cosa che tu credo che nel catanese non hai mai giocato, quindi era una notizia, insomma Filicetti raramente si era spostato qui dalla sua zona. Poi cosa è successo? Un discorso di extra calcio, insomma ero contentissimo e felice di andare a Giarre. Di andare a Giarre, sì, però poi è stato un discorso extra, non calcistico. Che già insomma era una notizia di mercato che aveva fatto molto clamore, proprio perché lui nel catanese non c'era mai arrivato, ed era anche ho conosciuto due splendide persone, il dottore, il presidente Di Martino, San Severino, che è un amico. Quindi, insomma la felicità c'era, però poi per situazioni familiari ho dovuto lasciare. Allora, per chiudere su questo girone, voglio sentire il tuo parere, la squadra che potenzialmente su tutte può veramente essere quella da battere. Ma io non essere presuntuoso, non vedo sta squadra che rispetto alle altre ha un valore netto. Vedi un equilibrio. C'è Ligia Virtus che è un gran gioco, una bella squadra, la Leonzio che come organico secondo me è la più completa oggi, la Cireale che sono sicuro che uscirà, perché i valori dovrebbero uscire prima o poi. Certo. Insomma, vi ha raggiunto adesso, Troina, perché sì, a 18 punti. Credo che sia un girone tosto, difficile, dove domenica dopo domenica ci sarà del movimento da battagliare. Sì. Sentiamo anche il parere di anche se io a Fabio lo sentiamo per l'eccellenza, anche se io gli auguro di non giocarci ci mancherebbe, perché lui ha le qualità per stare in Serie D, e gli auguro anche di provare la Lega Pro. Lui ha le qualità, noi ti domandiamo l'eccellenza Fabio, ma ci auguriamo di non vederti più giocarci, ecco. Che ne pensi di questo girone ingarbugliato di eccellenza, girone B? Perché tante squadre potenzialmente, come appunto dicono i nostri ospiti, sono tutti da battere. Quest'anno veramente c'è un equilibrio in vetta incredibile. Sì, rispetto allo scorso anno, che tra l'altro io ero a Siracusa, ci siamo giocati il campionato con lo Scordia. È vero. Ha ragione Luca, sono d'accordo pure col mister Trombatore, perché veramente quest'anno è tutto un equilibrio, non c'è la squadra quella veramente che emerge rispetto agli altri. Appassiona di più, no? Sì, è anche più bello, sì, perché non so, vedi Viagrande, una squadra molto giovane, dà filo da torcere a tutti. Vabbè, nel frattempo stiamo vedendo alcune tue immagini che ti appartengono, perché questa è la trasferta di Gragnano, dove avete comunque, hai detto bene poc'anzi, avete fatto sicuramente un'ottima partita, e tornare a casa con qualche punto fuori casa fa sempre bene. Anche perché le trasferte di Napoli, come lo possono confermare loro che hanno giocato, immagino. sono massacranti. Benissimo, allora congediamo i nostri ospiti, grazie a Orazio Trombatore. Domenica prossima partita difficile, però hai detto bene,
pronti per giocarvela a 360 gradi e coscienti che non vi tirerete indietro. Assolutamente no. Benissimo, un in bocca al lupo. Grazie ancora. Un in bocca al lupo anche a Luca Filicetti. L'anno scorso una stagione tormentata a Modica, quest'anno molto più tranquillo, penso, a Palazzolo. Giocare e basta. Giocare e basta, giocare con la serenità anche di un ambiente che non è paragone, pressante sì, come sì, potrebbe essere quello di Modica. Ottimista però, ti vedo ottimista. Molto perché siamo in salute, una squadra in salute fisicamente, mentalmente. È vero, Dobbiamo solo continuare. E poi c'hanno un allenatore che io ritengo uno insomma di categoria importante. Pippo Strano ha la qualità che unisce il carattere, la grinta tipica magari di queste categorie, però c'è un luogo comune, in realtà lui è anche un allenatore che fa giocare bene le squadre e gli anni ad Adrano in Serie D lo hanno dimostrato. Quindi... E ha molta personalità, molto carattere all'interno del gruppo. Esatto, il carattere spesso si dice che le due cose non possono andare d'accordo, ma in questo caso invece lui riesce a metterle insieme. Ok, un in bocca al lupo ai nostri due ospiti, mentre invece Fabio ancora rimane con noi qualche minuto, parleremo di promozione. Giustamente dice Carmelo, non sono categorie che ti appartengono, però il tuo parere ci piace sentirlo. Vabbè, sono categorie sempre che ho fatto, quindi non... Allora, parola a questo punto a Jenny e non a Jessica per il nostro lancio pubblicitario. Io dico sempre ai nostri spettatori di restare con noi, nel frattempo se volete farvi qualche selfie il numero è 336 92 07 27, torniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme, amici di Video Mediterraneo, canale 11 e canale 823 di Sky, con il proseguo della nostra trasmissione Penalty che va in onda appunto a partire dalle 19, siamo in replica dopo la mezzanotte e in replica anche nella mattinata intorno alle ore 7 del mattino. Salutiamo subito in postazione Antonio Rapisarda, Globus Magazine. Ciao Antonio. Ciao Ettore, buonasera a tutti i tuoi telespettatori e agli ospiti anche. Benissimo, il nostro parterre è cambiato perché adesso abbiamo un altro ospite che andiamo subito a presentare, l'allenatore di una squadra che sta andando benissimo, la Sporting Eubea, categoria prima categoria, girone G. Complimenti a Samuele Costanzo. Ciao Samuele. Buonasera a voi. Tutto felice oggi, anche perché avete fatto una mega partitona. Ma non parleremo subito di prima categoria perché poi dobbiamo parlare soprattutto del campionato di promozione. Con noi è rimasto Fabio D'Agosta che insomma ci terrà compagnia ancora per un paio di minuti. E allora a questo punto, cara Jenny, subito il campionato di promozione con i girone A, i risultati e poi il commento insieme al nostro Antonio Rapisarda. Ares Melfi, Monreale 1-1. Audace Partinico, Riviera Marmi 1-1. Bolognetta, Castellammare Calcio 1-4. Borgata Terrenove, Prizzi sospesa. Città di Casteldaccia, Pro Villabate 2-2. Nuova Sancis, Cefalù 1-2. Real Finale, Città di Carini 3-1. Riviera Marmi che pareggia 1-1 a Partinico, rimane in vetta in classifica, ma c'è anche qualche cosa che è successo, vedo una partita sospesa. Sì, purtroppo queste sono cose di cui non bisognerebbe mai parlarne, però facciamolo. Purtroppo dobbiamo parlarne per dovere di cronaca. Purtroppo è successo che nella giornata di ieri lo scontro fra Borgata Terrenove e Prizzi è finito sospeso, il Prizzi era in vantaggio. Ma negli ultimi minuti finali c'è stato un diverbio tra i giocatori, una situazione un pochettino poco chiara perché non sappiamo veramente cosa sia successo in maniera dettagliata. Però c'è stato un diverbio tra l'arbitro e alcuni giocatori del Borgata Terrenove, l'arbitro ha prima espulso un paio di giocatori e poi dopo ha sospeso la partita perché non vi erano più le condizioni per poter andare avanti. Ma quindi... se non sbaglio il Prizzi era in vantaggio. Esattamente, era in vantaggio negli ultimi minuti, purtroppo sono cose, ripeto, di cui non che possono succedere, ma non bisogna assolutamente che succedano. Allora, vediamo un attimo la classifica e abbiamo anche il commento di Antonio perché appunto questo Riviera Marmi è in testa con 26 punti e poi tutti gli altri. Ha pareggiato però
ha guadagnato un punto sulla seconda, che è il Nova Sancis, che invece ha perso. C'è da dire che vi è la crisi del Bolognetta, il Bolognetta non vince più e non ne approfittano le inseguitrici, a parte l'Audace Partinico che abbiamo detto ha fatto veramente un gran pareggio contro la capolista. È vero, è vero. Bene, allora adesso passiamo al girone B, abbiamo i risultati di questa 10ª giornata, a te la parola Jenny. Acque Dolcese, Camaro 0-0. Città di Messina, Ionica 0-1. Città di Mistretta, Barcellona Pozzo di Gotto 0-0. Città San Filippo del Mela, Sinagra 1-0. Merì, Pistunina 0-1. Messana, Città di Sant'Agata di Militello 1-4. Sant'Agiolese, L'Iniziativa 0-1, ha riposato il Torregrotta. Ennesima vittoria fuori casa del Sant'Agata di Militello, che a questo punto probabilmente ha già fatto il vuoto. Esattamente, oggi ha approfittato anche del riposo del Torregrotta, ma come abbiamo ben detto nelle scorse settimane, il Sant'Agata di Militello è veramente una squadra costruita molto bene, probabilmente in tempi non sospetti. Chiamiamo la classifica, sì, così esatto. La possiamo anche commentare. C'è da dire che è una squadra che è costruita bene, con un ottimo allenatore, la squadra gioca bene, molto molto bene, e merita tutti i punti che ha. Ora si trova a +6, con già la giornata di riposo già alle spalle, quindi è una squadra che merita la classifica che ha. Bisogna menzionare invece una sorpresa, che sono l'Iniziativa e la Ionica, che oggi hanno vinto, e grazie anche alla classifica molto ridotta nella zona centrale, possiamo dire che sono delle squadre che si ripropongono nella zona playoff. Bene anche il Barcellona e il Camaro, che invece vanno a conquistare l'ennesimo punto e l'ennesimo risultato utile consecutivo, soprattutto per il Camaro. Esatto, e si ritrovano e si ripropongono nella zona playoff. Ultima cosa, prossima settimana, tu sai che a me piacciono i derby, sì? Una bella partita, derby storico fra Camaro e Città di Messina. Oh, che bello! Camaro, Città di Messina, che insomma il Camaro ricorda categorie importanti, Fabio, no? Perché sì, è stata sempre una società veramente importante nel calcio dilettantistico, non ha mai fatto il salto di qualità, non ha mai sviluppato un progetto da professionismo, però aveva e ha ancora tuttora delle qualità organizzative credo molto interessanti. Fabio. Sì, anche perché ci sono molti giocatori che giocavamo qua negli scorsi anni a Vittoria. Sì? Sì, è una società veramente storica. Io mi ricordo l'ultimo anno che hanno fatto bene sono stati i playoff qua a Vittoria. Sì? Tra l'altro c'era il Noto, la Cireale e il Vittoria, le tre big, diciamo. È una società che veramente potrebbe aspirare a diventare sì, punto di riferimento ancora di più nella provincia di Messina. Sì, lo spero, anche perché nella provincia di Messina, tolta qualche tipo Ligia Virtus, sì, magari qualche altra squadra, Milazzo, sono tutti alti e bassi. Tra l'altro tipo quest'anno è scomparsa la Taiga, che fino a 2 anni fa abbiamo vinto il campionato, quindi merita comunque il Camaro palcoscenici migliori. È vero, è vero, è vero. Mister Costanzo, Sporting Eubea, prima categoria, però una domanda su queste eccellenze e su questa promozione, non tanto sulle eccellenze perché insomma l'abbiamo già discussa, ma su questa promozione e soprattutto in questo girone B, dice bene, il Camaro è una squadra sempre molto altalenante adesso da qualche stagione, però è anche vero che il Sant'Agata di Militello quest'anno si è organizzato veramente alla grande per fare un campionato da super vertice. Ma il campionato di promozione è sempre bellissimo perché comunque ho avuto la fortuna di giocarlo, di vincerlo più di una volta. Non ho seguito mai di specifico questo tipo di campionato, questo giorno, perché sono stato sempre... Certo, chiaro, è logico. Però come diceva Fabio, il Camaro tantissimi anni fa sempre campionato di promozione, eccellenza, si fa i playoff, rimane sempre lì, forse non trova quella fortuna che magari gli altri trovano di incanalare qualche risultato di fila. Che serve tantissimo. Tra l'altro campi di Messina sempre molto belli, sintetici, veramente uno spettacolo giocare, no? Rispetto alla provincia di Catania. Sì, sono più organizzati, sì. Fa piacere questa cosa. Sì, questo sì, è anche difficile comunque vincere nel messinese. Assolutamente. Bene, ci dobbiamo fermare, c'è una piccola pausa pubblicitaria, tra poco ritorniamo, gli ultimi 2 gironi del campionato di promozione, parleremo anche con i nostri ospiti, concederemo Fabio D'Acosta e poi parleremo anche di prima categoria. A te Jenny. Vi raccomando, non cambiate canale, torniamo tra qualche minuto.
buon viaggio. Venite da Aton Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Aton Viaggi a Gravina di Catania, in via Gramsci 88. Organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Aton Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio. Aton Viaggi, info 095 21 1440. Non vuol traggino mai la cara pace, né giunga a profanarmi